Sarò sincero, la prima impressione che ho avuto dalla pista è che qui avrei dovuto sudare le proverbiali 7 camicie, ma una volta messo le gomme sull'asfalto, ho capito che qui le premesse per far bene c'erano tutte. Premesse che hanno anche delle basi abbastanza interessanti, perché non mi aspettavo di trovare subito un buon feeling con questa pista e con questi kart, segno che evidentemente si può far bene oggi. Piccola premessa, vedrete un editing un po' diverso dal solito, sono andato a sfruttare il multicam visto che c'è la possibilità, e per questo devo ringraziare veramente tanto il buon Marco Zanella della Tronic Lab, che con il suo lavoro copre mediaticamente sia il lato foto ma anche il lato video del campionato, video che potrete vedere sul canale YouTube degli amici del kart rivendo, che troverete in descrizione nelle schede, come anche il sito della Tronic Lab. Detto questo, parlavo di premesse. Effettivamente girare in 47.3 la prima volta lì è un bel andare, a quanto mi hanno detto i ragazzi che comunque girano molto più spesso di me su quella pista. Certo, aver avuto un kart un po' più performante, la storia sarebbe stata ben diversa. E mi sa che la minestra non cambia anche in gara, perché mi hanno appena comunicato che avrò il kart numero 0 e andando a spulciare un po' i tempi, bene o male sulla falsariga di quello delle qualifiche, per cui il mio obiettivo per questa gara sarà arrivare terzo o quarto, comunque portare a casa punti importanti per il campionato, perché purtroppo la vittoria la vedrò lontanissima col binocolo. Detto questo, però, è giunto il momento della griglia di partenza. Un aspetto fondamentale sarà aver scaldato veramente tanto bene le gomme, perché ho visto già gente girarsi all'uscita della pit lane, per cui bisogna fare molta attenzione. Partenza lanciata e speriamo di sfruttare al pieno la mia esperienza. Non sarebbe neanche sua madre. Bene, l'obiettivo io l'ho raggiunto, ovvero quello di uscire vivo dalla baraonda delle prime curve, e credetemi non era scontata come cosa. Per cui adesso sono anche in quarta posizione e devo spingere come un ossesso per andare a recuperare il terzo. E intanto il primo giro l'abbiamo portato a casa, per cui evitando casini, per cui adesso devo concentrarmi sul mio passo, non fare errori e sfruttare appieno quello che il kart mi può dare. E ho già trovato il mio punto forte, ovvero curva 5, riesco a farla in una maniera perfetta e riesco a guadagnare tantissimo sul pilota davanti, per cui quello può essere un buon punto per cercare di attaccarlo.
Perfetto, aggancio riuscito, però devo fare attenzione che quello dietro che sta arrivando di gran carriera, per cui sarà una battaglia a 3 che secondo me regalerà fuochi di artificio. Sono uscito fortissimo da curva 5 ed incollato al 27 davanti a me. Provo a tirare la staccata in curva 6. Un bijou di sorpasso, bello pulito ma aggressivo al punto giusto, per cui adesso devo cercare di spingere come un matto per cercare di guadagnare terreno sul gruppetto dietro. Tira! E qui viene fuori un po' il laconico problema dei due kart che ho avuto in questa giornata, ovvero la velocità di punta. Infatti il kart numero 10 mi svernizza sfruttando la scia in curva 5. Non importa, posso sfruttarlo come traino per andare a riprendere i primi due. Confermo, non ci siamo come motore, guardate quanto distacco mi ha dato in fondo al rettilineo. Riesco a farmi sotto in staccata, però sul dritto non gliene minga. Un punto che però mi può mandare veramente in crisi è curva 3, perché non riesco a farla pulita, mi scivola il kart e lì perdo troppo veramente, devo correggere un po' il tiro. Perché ho la vaga sensazione di avere qualcuno dietro che mi sta alitando sul collo. Eccola, te pareva? Ha sfruttato la scia e mi ha superato, però non ci sto, devo subito rispondere in curva 3. Ok, forse l'ho fatta un po' troppo grossa stavolta, aia mannaggia. Ok, forse è meglio analizzare un po' quello che è successo. Semplicemente, il 27 dietro di me mi prende la scia, mi sorpassa in staccata, mi infila, mi accodo dietro facendo la curva 1 molto più velocemente di lui. Riesco a stare veramente tanto attaccato, provo a tirargli un pochino la staccata in curva 3, però sono arrivato un pelo lungo in frenata e purtroppo lui mi ha chiuso la traiettoria e c'è stato il contatto. Per cui banalissimo contatto di gara che spero non mi costi i 5 secondi di penalità. E infatti i 5 secondi di penalità me li becco tutti quanti. Vabbè, non faccio neanche troppe polemiche, anche se col senno di poi, andando a rivedere le riprese esterne della gara, qualche contatto molto simile che secondo me non è stato penalizzato non è stato visto, per cui vabbè, porto a casa. Adesso l'obiettivo è quello di spingere quanto più possibile per cercare di guadagnare 5 secondi sul resto del gruppetto, ma so già che sarà veramente dura.
ogni tanto do una controllata a chi viene su da dietro ed effettivamente ho un po' di vantaggio, per cui secondo me posso sfruttare la bagarre fra i due piloti dietro di me per cercare di allungare, però se si mettono d'accordo è un gran bel casino. Adesso l'obiettivo è uno solo, evitare errori e spingere quanto più possibile per guadagnare terreno, perché voglio mantenere questa quarta posizione. Tant'è che sono riuscito a fare il mio best lap di gara, 47,4, però mi sa che non basterà per arrivare in quarta posizione. Per cui devo cercare di martellare ancora e ancora e ancora, anche perché mi sa che non manca molto alla fine della gara. Oh cavolo, stanno venendo su tutti di gran carriera, per cui devo resistere. Non manca tanto, non manca tanto. E vi confesso che la fatica comincia a farsi sentire, sti car sono veramente tosti da guidare a livello fisico, non sono come i rental tradizionali perché ovviamente come vi ho detto sono telai racing, per cui devo tenere duro e stringere i denti.
Grazie a Dio, ultimo giro, devo tener duro. Finalmente la bandiera a scacchi, non ce la facevo più. Non so per quanto avrei potuto resistere ancora agli attacchi dietro, veramente. Quarto posto sì, sulla pista, ma bisogna vedere quanto mi costeranno quei 5 secondi di penalità. E ho la vaga sensazione che mi costeranno carissimo. Ho cercato di sfruttare il kart al massimo delle sue potenzialità e questo è quello che sono riuscito a fare. Un po' sono deluso, però purtroppo questo era l'andazzo della giornata e è andata così. Però di sicuro ho imparato una lezione molto importante in vista della gara di Chioggia e lì punterò a qualcosa di più grosso che non fa il quarto posto. Dai, oh, ci sta. A mente fretta devo ammettere che quei 5 secondi mi sono costati veramente caro, perché da quarto che ero sono crollato in nona posizione. Sti cavoli, però ovviamente è stato un contatto di gara, non è stato voluto come cosa, cioè è stato un normalissimo contatto di gara, come tanti ce ne sono stati, perché me l'hanno detto, c'è stato anche ben di peggio, e adesso lì non so se sono stati sanzionati oppure no, però ovviamente è stata una bella botta per quanto riguarda le ambizioni di classifica. Però non avevo molte aspettative per quanto riguarda la gara, perché pista sconosciuta, kart che non ho mai visto, non ci ho mai girato, insomma è stata dura, però ho tenuto botta e questo è un buon segnale per le prossime gare. Per quanto riguarda la pista, allora la pista di per sé è bella, però vederla con l'erba alta, l'asfalto un po' rovinato così, mi ha dato un'idea di trascuratezza ed è un vero peccato, perché sennò di per sé sarebbe una bella pista, tecnica in alcuni punti e molto veloce, però veramente mi ha sorpreso un po' in negativo trovarla in quelle condizioni, è un vero peccato. Per quanto riguarda i kart, come detto nelle qualifiche, si sente che non sono kart rental, perché sono telai racing adattati al mondo noleggio, e lo senti proprio che lavora in maniera diversa. Poi anche le gomme non sono le classiche di cemento armato, erano delle Bridgestone, per cui anche se di mescola bomber però sentivi che lavoravano in maniera totalmente diversa. E di per sé il kart non era male, peccato che avevano l'unica pecca che ce n'erano 3 che andavano come caccia e fatalità andavano sempre a finire in mano a chi faceva la pole alle prime posizioni, così non c'era mai una competizione equilibrata. Cioè quella è una cosa che non mi so spiegare, però ovviamente quelle sono decisioni che prende il proprietario o comunque chi gestisce i kart all'interno della pista. Però di per sé sono dei bei kart, devo ammetterlo, mi sono divertito a guidarli perché mi hanno ricordato un po' il feeling che avevo con l'FS4 l'anno scorso o ancora nel 2019 con il 4Stroke, reattivo, bello da guidare, faticoso, perché quello delle qualifiche veramente mi ha un po' spezzato le mani, devo ammetterlo, perché avevo lo stesso veramente duro e ritornava subito dritto. Probabilmente il fatto di avere un telaio racing con la possibilità di intervenire a livello di angoli ha fatto sì che hanno scelto per quel kart lì un assetto tanto caricato all'anteriore, per cui veramente tanto reattivo però tanto faticoso da guidare, e non so se sia un bene per l'ambito noleggio. Porto a casa dei punti, probabilmente non sarò più in gold nella prossima tappa di campionato che sarà Chioggia a maggio, però sono ottimista perché comunque Chioggia è una pista che conosco i kart, insomma ho delle buone sensazioni per quanto riguarda quella gara. Per questo appuntamento con gli amici del Kart Evento è tutto, spero vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un bel like, ad attivare le notifiche e a spaccare il tasto iscriviti, passate da tutti i social che trovate in descrizione e noi ci vediamo domenica prossima per un nuovo video, sempre qui su Dalmax. Bye bye!